terra, acqua e opera dell'uomo. Questi sono gli elementi che hanno creato un vero e proprio capolavoro della natura, il fiore d'inverno per eccellenza. Tanti i prodotti della terra del territorio di Zero Branco, dove il nostro itinerario parte in bicicletta per scoprirne tutti i segreti. Signor Luciano, sono appena stata sul suo campo a vedere tutti questi radicchi rossi, sembrano veramente dei fiori, e lei adesso se li è portati qua. Il procedimento per un buon radicchio di Treviso. Dal campo si porta a casa, si levano le foglie marce. Bisogna pulirlo praticamente. Perché poi il radicchio va messo, Graziella, dentro una cassetta. Sta attenta, fai così, li allarghi, eccola, vedi che sono venuti tutti uguali. Buongiorno sindaco. Ciao Ida, ben arrivata a Zero Branco. Grazie, siamo pronti con le biciclette? Tutto pronto, le bici sono pronte, i partecipanti sono pronti. Ma prima di partire bisogna fare una cosa, colazione. E qui a Zero Branco si fa colazione con le frittelle al radicchio, ma è proprio vero? Assolutamente sì, è una tradizione e va rispettata. Allora andiamo prima a vedere com'è la frittella zerotina. Andiamo. Ed eccoci in arrivo le frittelle zerotine. Ciao Luisa, come vengono fatte queste frittelle? Queste frittelle vengono fatte proprio con il radicchio di Zero Branco. Hanno anche delle noci dentro, ma è proprio l'impasto fatto con il radicchio di Zero Branco. Ma è vero che questa è proprio una tradizione? Si fa colazione così, con la frittella? Si fa colazione con la frittella. Sindaco, e poi noi partiamo. E dove andiamo? Dove ci porta questa mattina il nostro itinerario? Questa mattina in bicicletta andiamo a vedere alcuni tratti caratteristici del paesaggio di Zero Branco, con un primo inizio della famosa Greenway lungo il fiume Vernise, e poi a vedere un paio di aziende agricole dove appunto si produce il radicchio rosso IGP tardivo di Zero Branco. Zero Branco è un territorio importante per quanto riguarda le produzioni orticole, perché in primavera abbiamo l'asparago, poi in piena estate abbiamo il peperone, d'inverno abbiamo il radicchio e poi... Assolutamente sì, la nostra terra è ricca di acqua e questi terreni così fertili consentono la coltivazione di tutti i principali prodotti orticoli, quindi al di là delle tre specialità che tu hai appena declinato, qualsiasi tipo di ortaggio qua a Zero Branco trova sede stabile per nascere, crescere e diventare gustoso e succoso, così come poi i nostri concittadini e i nostri amici hanno imparato ad apprezzarli. E poi sono lavori con tradizioni veramente sentite, pensiamo solo alla sagra del peperone che voi avete qua in agosto. Assolutamente sì, a Zero Branco ogni prodotto trova declinazione in una festa o in un momento particolare, quasi a celebrare questo legame che c'è tra il prodotto e il territorio che lo produce. Però c'è tutto un mondo che gira attorno al radicchio, vero Amedeo? Effettivamente, per il nostro territorio è un'importante risorsa, non solo per quello che viene fatto nella produzione di questo prodotto, ma anche per tutto quello che gira intorno nella filiera legata a questo prodotto, non solo nella produzione dei macchinari per la lavorazione, macchinari di avanzata tecnologia per la lavorazione finale e la toilettatura, ma anche poi trova una grande importanza nell'enogastronomia, e qui abbiamo un esempio chiaro di quello che si può fare. Viene usato nella panificazione, poi si è usato nella produzione di dolciari. Ricco di vitamine, combatte i radicali liberi, ottimo per la digestione e per la processione del fegato. E poi, sindaco, cosa fa? Fa dimagrire anche, è vero, ottimo per la digestione. Cosa dici? Lo proviamo? Io direi assolutamente che dobbiamo provarlo. Magari la frittella non fa proprio dimagrire, ma vale la pena provarla. Si parte biciclettando alla scoperta del territorio. E quale sarà il nostro itinerario? Lo chiediamo alla nostra guida. Allora, l'itinerario sarà sicuramente, prima di andare a visitare un'azienda rappresentativa che produce il radicchio tardivo di Treviso IGP,
Poi faremo un giro nel territorio, un giro in bici, andando a vedere tutte le coltivazioni e le peculiarità che questo comune ci offre, sia storiche, sia geologiche e ambientali. Ritornando, per chi vuole, alla serata in centro Pro Loco. Anche questo tour è un esempio di promozione turistica. Certo, noi ci avvaliamo dell'aiuto e della collaborazione non solo dei produttori, ma delle Proloco locali, in questo caso della Proloco di Zero Branco, per far vedere la lavorazione del prodotto. Ci troviamo con Gabriele, Franca e Marisa e qui siamo pronti per una delle fasi della lavorazione del radicchio. Marisa. Sì, come vedete c'è la toilettatura che consiste nel pulire le parti principali del radicchio e Franca che fa la parte finale che consiste nella toilettatura della radice per essere pronto poi per il lavaggio e quindi il confezionamento per la vendita. La fase di imbianchimento del radicchio è una fase fondamentale che può venire bene solamente qui da queste parti perché abbiamo l'acqua corrente a una temperatura costante, dove il radicchio resta per circa 15 giorni e permette alle radici di germogliare e al cuore di imbiancarsi perché essendo privato della fotosintesi clorofilliana perché viene messo al buio, il cuore diventa questo fiore che vedete, il fiore d'inverno. Ecco. Vengono messi i radicchi appena puliti, vengono messi nell'acqua corrente. La signora Franca provvede ad un lavaggio e poi vengono rimessi nelle cassette pronte per la distribuzione nei vari centri di smistamento e di raccolta. Sindaco, la coltivazione principale di Zero Branco è il radicchio. Sì, assolutamente sì, il radicchio rosso di Treviso è veramente l'anima di Zero Branco, e anche per questo che abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale che, correndo lungo il Rio Vernise, possa mettere in risalto questa coltivazione. Un percorso ciclopedonale fortemente voluto e desiderato dall'amministrazione comunale in collaborazione con chi, Sindaco? Beh, soprattutto col Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, il quale è il nostro partner tecnico nella progettazione e poi nella realizzazione dell'opera. Per questo credo che l'ingegnere Piero Zanette possa darci qualche indicazione più precisa a riguardo. Allora andiamo subito a sentirlo. Buongiorno ingegnere. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Cosa rappresenta questo nuovo progetto? Allora, il progetto, il percorso lungo il Rio Vernise rappresenta la finalizzazione, la ciliegina sulla torta di un importantissimo intervento di tipo ambientale che è stato finanziato grazie al contributo regionale per la salvaguardia della laguna di Venezia. Ingegnere, il fine ultimo di questo grande lavoro? Il fine ultimo oggi, grazie al nuovo percorso lungo il Rio Vernise, sarà quello di portare la gente a conoscere questa sistemazione ambientale, questi habitat, questa biodiversità che abbiamo realizzato, che altrimenti farebbero fatica a conoscere. Quindi a piedi, in bicicletta, come ingegnere? A piedi e in bicicletta principalmente, sì. Mobilità dolce la chiamiamo. Zero Branco, centro importante e fondamentale per la produzione e il commercio del radicchio rosso tardivo IGP di Treviso. Quanto importante è la valorizzazione di questo prodotto? Allora, Zero Branco è sicuramente importantissima come zona di produzione del radicchio per due motivi: perché è al centro, nel cuore della produzione, essendo a cavallo di 3 province, l'areale di produzione IGP, Treviso, Padova e Venezia, nonché perché sede del nostro consorzio. La promozione è molto importante affinché il prodotto possa raggiungere territori regionali ed extra regionali. Il consorzio si impegna in questo attraverso fiere, eventi e manifestazioni a carattere territoriale e extraterritoriale. Sindaco, Zero Branco, un paese che ruota attorno alla produzione del radicchio, ma una produzione che comunque è cambiata nel tempo, che si è evoluta. Assolutamente sì, possiamo dire tranquillamente che siamo partiti dal contadino e siamo arrivati all'imprenditore agricolo. Imprenditore agricolo perché? Perché anche nella programmazione e nella produzione del radicchio rosso di Treviso c'è
una valutazione attenta, una meccanizzazione e anche un conteggio preciso delle tempistiche di produzione, perché ricordiamo che il radicchio di Treviso che si riesce a produrre prima delle festività natalizie ha un valore, dopo le festività natalizie perde di valore. Questo anche grazie alle nuove generazioni che hanno studiato, si sono affrancate e hanno provato l'ebbrezza di riuscire a gestire un'impresa agricola. Grazie a queste nuove generazioni diciamo che Zero Branco sta facendo un salto non solo nel presente ma direi anche nel futuro dell'agricoltura. Sindaco, si è fatto tardi, noi dobbiamo ripartire con le nostre biciclette, ma non senti un languorino? Prima abbiamo parlato di risottino, abbiamo parlato di specialità culinarie, di enogastronomia, cosa dici? Direi che è il momento giusto per andare ad assaggiare il famoso risotto con radicchio rosso di Treviso. Allora andiamo e portiamolo nelle case dei nostri telespettatori. Di manzetta allevata qui a Zero Branco a chilometro zero, la condiamo con un condimento coreano, quindi fatto con olio di sesamo, cipollotto, una salsa di soia. Sopra ci appoggiamo un radicchio agrodolce fatto con riduzione di zucchero di canna, aceto di mele e bacche di ginepro. La finiamo con un po' di quinoa soffiata. Eccoci qua con il risotto al radicchio. A voi. Rocco, io vedo questo risottino molto bello, sicuramente sarà anche molto buono, ma è anche di un colore particolare. Tu mi dicevi che è detentore di un segreto, ma lo vogliamo raccontare ai nostri telespettatori a casa? Realizziamo un brodo a radicchio utilizzando le foglie di scarto del radicchio, lasciandole seccare in forno e inserendole alla fine quando il brodo è pronto. Un piatto assolutamente esclusivo, anche se tradizionale e unico. Chiudiamo questa puntata in bellezza in uno dei ristoranti di Zero Branco, dove tradizione e innovazione si sposano nell'enogastronomia e il fiore d'inverno la fa da padrone. Grazie, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata naturalmente. Alla prossima puntata. Sindaco, un brindisi.